Restiamo in attesa dell'esito delle indagini che chiariranno la dinamica, ma oltre che piangere un altro lavoratore, ci corre l'obbligo di sottolineare l'implacabile e intollerabile frequenza con cui questi fatti si verificano, almeno non si parli di fatalità. Il commento di Dario Verdicchio, segretario confederale della CGIL di Padova, lascia pochi dubbi. Valeriano Bottero, 52 anni, è l'11ª vittima del lavoro da inizio anno in provincia di Padova. Piccolo artigiano titolare di una ditta di tinteggiatura di Loreggia, ma da poco residente a Castelfranco Veneto. La sua vita si è spezzata nel pomeriggio di martedì nel capannone della Lavor Metal di Loreggia. Stava tinteggiando il soffitto di un locale quando è precipitato da un'altezza di 5 metri. Vani i soccorsi, inutile anche l'arrivo dell'elicottero del SUEM. Il suo cuore aveva già smesso di battere. Sull'episodio indagano lo Spisal di Camposampiero e i carabinieri. Resta l'amarezza dei numeri. 3 vittime al giorno in Italia, numeri che raccontano vite spezzate che la sera a casa non faranno più ritorno.